si preparava, le sue amiche cantavano in coro. Questo è l'agnello che dovete portare! Mi raccomando, dovete portarlo alla famiglia Lampis! alla famiglia Secchi! meno male, mi raccomando, andate tranquilli, li lasciamo andare? No! No? Andate, va! Lo porto io! Ho detto io! Basta bisticciare, cos'è questa cosa? Portatelo un pochino per ciascuno, no? È Natale, no? Andate, su, dai. Vabbè, andiamo a portare l'agnello alla famiglia dello sposo. E dove? Da zio Pedro! Zio Pedro Secchi! Ah, e dove sta? Laggiù, se non sbaglio, io ho perso il navigatore. Andiamo da zio Pedro Secchi, là. Andiamo? Andiamo! Bene. Ho sbagliato mamma. Signori, questo fa parte del prezzo. E poi ci sono le macchine. Che così li vedi. Allora, No. i due bambini andavano a casa dello sposo, videro la finestra di Lia ancora illuminata. Chi è Lia? Come chi è Lia? Allora ve lo spiego subito. Lia abitava proprio lì a fianco alla casa dello sposo e apparteneva a una famiglia molto poverissima. E allora questi bambini si incuriosirono e da lì, dalla finestra di Lia, si sentiva il canto di una ninna nana. Si sente da quella finestra nessuno.
Vai. Ciao! No, è un giro. Sbaglia. Sì, sbaglia. Non è una fede no, è finta. Nel frattempo, Lia e le sorelle attendevano il dono dell'anziano. Aspetta. Grazie, Vieni, A Gaia. vedere cosa sta preparando per il Natale. Che Gaia. Olli, ecco ti stasa. dai, sto bene, non fa male. E cosa state preparando per il Natale? Stiamo preparando una sorpresa per Natale. A mezzanotte ci porteranno un dono. Stiamo preparando. Ma se non sono indiscreto, cosa state preparando? È una sorpresa. Mi ha fatto piacere vedervi, però adesso andate che ci dobbiamo preparare per il dono. Ciao. Sono proprio curioso di sapere cos'è questo dono. Dai, io devo preparare. Chissà cosa sarà questo dono. Un applauso. Aveva 10 sorelle. Dove non la fai, che cazzo Paese riecheggiavano canti che preparavano al
Ma lei hai fatto? Cosa lei hai fatto? La va. Ma che piace? Ancora? Ma tu l'hai lavato? È a casa. E lei hai messo l'antipasto. Due chiamate senza risposta. Oh, È stato militare e se facciamo tardi ci spappola! Oh, mamma mia! Filippo, vieni qua. Filo. Vuoi essere qua? Capitano colonnello, se ci fosse stato ancora quello, e intanto vi mangio questo agnello. Ziupe! Amma un spanzone qua! Bello agnello!
Che bello! Ma Costanzone! Manuel! Hai visto che è più grande di noi? Ma loro sono di famiglia più ricca di noi? Anche noi abbiamo fatto la nostra bella figura. Già lo credo, troppo toghi siamo! Ah, sono proprio contento che mio figlio si sposi con Annetta! Anche noi! Bravi, bravi! Siete proprio la famiglia onesta! Bravi, bravi! E adesso andiamo in via ai festeggiamenti! Abbiamo tutto adesso! Parlo come Maggio!
minori altri. Ma chiacchiereremo altri. Oh, ciao! Siete troppo vicini. Qua. No, tranquillo. Cosa starà pensando? Solo questi giochi. A mangiare. Allora. Cosa può fare? Voi che arrivate da lontano, cosa siete venuti a fare nel mio regno? Una stella ci ha portato fin qua. Quale stella? La stella come sta? Il segno della colonna del Salvatore. Un nuovo re? Indicatemi dove si trova, andrò anch'io ad adorarlo. Non ti preoccupare. Questi sono i nostri doni. Vincenzo. Mirra. State attenti. Erode è invidioso della venuta del nuovo re Salvatore e vuole ucciderlo. Scappate. Pronto. No, dove vai? Bene. Digli a papà di venire a prendere. Bello. Maschio o femmina? Maschietto. Allora bambini, adesso andate a portare questo pezzo d'agnello che sta qua dentro alla famiglia di Lia. E mi raccomando, portateglielo perché non hanno niente per festeggiare. Così passeranno un Natale sereno anche loro. Va bene? Ok, io. Largo pescheria.
Vieni, Tama. Maggi, vieni qua. Mamma mia. Maggi, vieni qua che ci sta Olli! Mamma, mi manda un pezzo di agnello! Ma dai, sereno anche noi! Ma non è questo il dono che noi aspettiamo. Il dono del Mesi a mezzanotte lo porta a sì, a mezzanotte, ma è mezzanotte. Giovinezza, giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Da domani non c'è certezza. Festeggiamo adesso! Drommi, cicina, drommi, ravanella e trullalla, gli archi minuzzi, vino e gioca, la chitarra non può suonare, è un momento di tempo antichi, brigandosi a ziara ziminata, parenti rubo tu rottana, tu lo profumo di rotattareo, tempi sono ciambati e non si immagini più di chissà cose. Oh, drommi, drommi, cicita, drommi.